Una famiglia di 3 persone è rimasta bloccata lungo la strada provinciale 6 del Passo Sant'Antonio sopra Auronzo a causa della caduta di alberi e detriti sulla strada. La coppia con un bambino è stata raggiunta dai vigili del fuoco e portata al sicuro, mentre la macchina è stata recuperata all'indomani mattina alla luce del sole. È stata una notte di paura per il Cadore, in particolare per la zona di Auronzo, dove una bomba d'acqua ha provocato danni ed esondazioni, un nubifragio violento che ha colpito il paese delle Tre Cime, ma anche i comuni di Danta, Santo Stefano di Cadore, almeno una trentina le abitazioni allagate, con danni anche ai negozi delle cittadine. Ad Auronzo è esondato il torrente del Calvario, che ha invaso con le sue acque molte case e anche un negozio di ottica prima di riversarsi sul centro del paese. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato per tutto il giorno con 40 operatori e 15 automezzi, soprattutto per sistemare le strade dove erano caduti gli alberi e le case allagate o invase dai detriti. Interventi da parte dei vigili del fuoco, ma anche della Protezione Civile e del Veneto Strade. Non ci sono notizie di persone rimaste ferite a causa del maltempo. Le squadre appunto hanno operato anche per tutta la giornata. Una seconda abitazione con 3 persone in Val di Gares è stata fatta evacuare per una frana lungo la strada comunale di Canale d'Agordo. Si stima che siano caduti in breve 115 centimetri d'acqua.